fredda. Dal promontorio si vedevano le onde lambire gli scogli. Il sole fioco ma austero, nonostante tutto il suo potere chiarificatore, non riusciva a cancellare in me la sensazione, ogni volta che guardavano in basso, di sovrastare una gola così profonda di arrivare sino al centro della terra. Per questo motivo afferrai la mano di Adriana. A lei girava la testa per le vertigini più che comprensibili e ci aiutammo a vicenda per oltrepassare quella curva dell'impervia stadina. Valse la pena prendere che il sentiero per raggiungere il porto di Levanzo dalla grotta del Genovese, invece di tomare per la via più lunga ma più diritta. Il passaggio era ancora più bello dopo aver appreso da un antropologo che ci accompagnava che in passato che la isola era collegata alle altre vicine, Marettimo e Favignana, e tutte e tre alla Sicilia. Qui arrivarono i primi abitanti di Trapani, forse dalla penisola iberica, come suggeriscono le pitture rupestri sulla pareti della grotta del Genovese, di circa 8.000 anni, simili a quelle della grotta di Altamira. Molto probabilmente, pensai, quegli abitanti avevano camminato lungo il sentiero sul bordo del precipizio e forse uno di loro prese per mano d'un'Adriana del Neolitico che soffriva di vertigini. Gesto come filo conduttore e simbolo della solidarietà tra gli esseri umani di ieri, di oggi e di sempre. Forse si fermarono probabilmente coniugando prudenza e timore reverenziale per quel crogiolo di colore che ricade su quel passaggio meraviglioso, per dire addio a quella che in futuro sarebbe stata la punta dove finisce l'Italia o il suo principio, dipende da quale parte si guardi. Arrivate al porto, dalle nuvole rigonfie precipitò scrosciante un acquasone. I camminanti stavano appena iniziando a conoscersi. Appoggiamo i nostri zaini sotto il tetto di un bar e ordiniamo caffè, acqua, birra, pizze e arancini. E mi aspettava il gatto più affettuoso che abbia mai incontrato in vita mia. La fusa di quel felino sul mio collo che sopramminai Pirandello insieme allo chiacchiere animate, arricchite da sonore battute d'allegro carattere siciliano dei miei nuovi amici, sono rimaste incastonate nel mio ipotalamo come uno scenario, o meglio, come un tappeto persiano. Più tardi tornammo a Favignana, 2 giorni trascorsi conoscendo nuovi posti, persone e poi a dormire a casa dell'artista plastico Momoca La Civetta, un'accoglienza meravigliosa, con cena e notti tra racconti e risate ancora e ancora, e il giorno ha preso l'inizio della camminata sull'antica trasversale sicula partendo da Mozia, un gioiello universale per la concentrazione di storia, cultura e zanzare. Da quel momento quindi la Sicilia cominciò a entrarmi dentro,
le risate cariche d'energia e il paesaggi diedero i Natale a un flusso affettivo interiore e a un amore per questa pera intarsiata e dipinta dall'essenza multiculturale generale dai piaggi, dal passare del tempo, dal convivenza, il senso dell'umore, dell'onore e di un misterioso equilibrio che si fonde tra una scintilla vulcanica con odore, sapori e colori insostituibili. La dolcezza e la lealtà alla sua gente, la bellezza interiore e esteriore della mia amica Francesca, la profondità e fermezza della mia amica Anna, l'affetto di Tano e Peppe, di Adriana e Maurizio e tanti altri, la forza di Peppino Impastato e la sua famiglia, la pasta asciutta alla norma e il nero di seppia. I siciliani, con la loro spontaneità, per la mia esperienza personale, sono più cucini dei cubani e dei caribico molto più bellicoso e millenario, piuttosto che dei romani, dei greci e dei arabi. Oggi voglio congratularmi con la quinta edizione di Trinacchia, il premio internazionale di scritture autobiografiche, biografiche e poetiche dedicate alla Sicilia e voglio essere fedele al mio desiderio di contribuire all'arricchimento intellettuale dell'isola che ho appreso ad amare e a diffondere i suoi preziosi tesori culturali. Tante grazie Sicilia, tante grazie Trinacchie. Un esfuerzo por decirlo en italiano. Gracias.